ringrazio e saluto Paolo Pizzolato. Buonasera. Buonasera a tutti. Anzi, proprio lui durante la copertina diceva bel tema tosto questo sì, qui bel tema tosto questo. Però la parola famiglia e i bambini, che devono essere sempre loro, diciamo, al centro della nostra attenzione, sono un po' i temi di oggi. Lei come vede tutta questa vicenda? Mi prendo assolutamente la responsabilità di tutte le dichiarazioni che andrò a fare e a dire questa sera relativamente a questo titolo, che reputo, come ho detto prima, direttore, un titolo importantissimo, dove lo inquadro in questa maniera. Nel corso degli anni... Però scusi se la interrompo, se lei usa un linguaggio, diciamo, normale, corretto, non ha niente di cui scusarsi, è l'opinione di tutti che va rispettata. Non vorrei offendere persone che hanno sempre creduto che io potessi avere, diciamo, dei valori un attimo diversi da quello che invece fra qualche secondo potrei esprimere. Sono cresciuto in un ambito familiare dove ho sempre riconosciuto quello che è il valore della madre e del padre. La famiglia per me è sempre stata quella, anche a livello sia di cultura, diciamo, sia a livello di insegnamento, tutto quello che è stato. Nel corso degli anni c'è stata un'evoluzione. Nel corso degli anni c'è stata un'evoluzione però stranissima, dove è stato messo in primo piano sempre e costantemente quelli che erano valori, diciamo, di altre persone, di altri personaggi che venivano avanti, che secondo me non avevano più a che fare con quella che era la normalità della famiglia nella quale io credevo, nella quale sono stato abituato a credere sempre. Io capisco la situazione di queste persone, io ho visto le manifestazioni Gay Pride di alcuni giorni fa, premesso che è stato anche con alcune situazioni, con alcuni eventi e con alcune scene che ho visto che erano veramente a livello di scandalo, perché se quelle persone lì sono quelle che devono adottare bambini o avere bambini, secondo me è stata una cosa assurda da far vedere perfino per televisione. Però nel corso degli anni vedere questa tipologia di evoluzione che c'è stata, dove queste persone cercano di trovare spazio, di avere un qualcosa, diciamo, anche loro, condivido il loro sacrificio, le loro richieste, i loro fabbisogni. La domanda è: com'è possibile che due donne o due uomini possano crescere o far crescere assieme un bambino che è sempre stato, a livello culturale e anche a livello nazionale nostro, è sempre curato da una madre e un padre? Cos'è che voglio cercare di dire? Nel momento esatto in cui io affido un figlio a due donne e a due padri, la prima cosa che mi chiedo è: scusatemi tanto, ma il figlio da due madri che non è potuto arrivare o da due padri che non è potuto arrivare, da dove arriva? Perché io posso capire che a livello di adozione si possa dare una mano a questa gente che cerca di creare una famiglia, come dicono loro. Secondo me questa non è famiglia, non può essere famiglia, però diamo pure una mano tranquillamente. Ma tutti quei bimbi che vanno a finire nelle loro mani e che sono nati, usciti, non riesco a capire da dove, mi chiedo a livello di normalità, perdonatemi questo passaggio un po' delicato, come possa essere, come sinceramente qualcuno possa affidarli. Non per il fatto che non possano crescerli, ma se, ripeto, come ho detto prima, la famiglia è costituita da un padre e da una madre, mette al mondo un bambino. Questi da chi sono stati messi al mondo? Da dove arrivano questi bambini che questa gente vorrebbe avere, vorrebbe adottare? Vogliono farsi una famiglia, che se la facciano pure, che si sposano tranquillamente in comune, che facciano questa abbinata, due donne, due uomini, quello che vogliono, però non possono eccedere rispetto a quella che secondo me è la piena normalità e un credo e una credenza che è ancora, ripeto, culturalmente dentro insegnata dalla famiglia, che è quella che una cosa del genere non può più accadere. E nel corso degli anni quello che a me ha fatto sinceramente rabbia è che si è sempre dato sempre più spazio a questa tipologia di persone, a questi fabbisogni, a queste esigenze, trascurando tutto quello che c'era dietro le spalle di normalità, le esigenze degli operai normali, le esigenze delle famiglie normali. Abbiamo parlato 10-15 giorni fa del fatto che i giovani non riescono più a mettere al mondo i bambini. Io vedo che tanti immigrati hanno il bambino in carrozzella, uno in pancia, uno per mano, e li accompagnano a scuola. Perché? Perché loro sono completamente favoriti. Queste persone chiedono di avere un figlio da poter adottare, da poter gestire, ma le famiglie, ripeto, normali, scusatemi l'utilizzo questo termine, lo sapete che per mettere a mondo un figlio devono prima decidere quanti soldi potranno spendere per il figlio, perché avere un figlio al giorno d'oggi è un mutuo? Ecco. Chiaro, quindi insomma va bene, rispetto per le posizioni, ma arrivare addirittura a consentire che si formi una famiglia, questo è un po' mi sembra un po' eccessivo. Paolo Pizzolato. Ribadisco quello che ho detto prima. Nel corso degli anni si è sempre data più importanza, continuo ad operare questo termine che a qualcuno può dar fastidio, rispetto alla normalità, a quelle persone che avevano determinate caratteristiche. Abbiamo iniziato con i gay, eccetera, eccetera, tutte quelle cose lì. Siamo arrivati a una situazione
che poche migliaia di persone riescono a stravolgere quello che può essere la normalità di un paese, sia a livello politico, sia a livello umano. Ma lo abbiamo talmente tanto stravolto, dando importanza a questi gruppi di persone, a questa gente, che a me è successo questo. Voi pensate, tanto per dirvene una, che se una coppia gay si sposa all'interno del comune, dopo un anno, nel caso di avvenuta mancanza da parte di uno dei due, hanno già diritto a percepire quello che può essere la pensione di reversibilità. Se io mi risposo, uomo e donna, la legge prevede che io possa, se in caso di mio decesso, possa lasciare alla moglie la pensione di reversibilità del 60% solo e esclusivamente dopo 5 anni. Sapete perché? Perché io rientro nella legge Badanti, che è stata fatta tanti anni fa, dove c'erano queste che venivano dall'est, che cercavano di adocchiare i nostri vecchietti, eccetera, eccetera. Questi invece hanno tutti i diritti del mondo. Continuo a dire quello che ho lanciato prima come messaggio, che nel corso degli anni c'è stata un'evoluzione, sempre dando più importanza a questi personaggi, a queste persone. Essere gay adesso è di moda. Essere gay vuol dire essere umano. Non è che siano io sto esprimendo la mia opinione e il governo porta avanti le mie istanze con quelli che possono rappresentarmi, non con quello che lei mi consiglia o mi dice di fare. A me della sua opinione non interessa nulla. Anche a me della sua sempre questo allora. Ma perché mi interrotto allora? Perché mi interrotto allora? Perché allarga le braccia? No. Perché non è curioso lei? Il movimento che domani va a elezioni, io lo conosco bene, tanto bene. Certo. Io sono stato il segretario della provincia di Venezia della Lega Nord. Certo. Però logicamente non mi permetto di esprimere nessuna opinione su... No, non vogliamo sapere se preferisce. Ecco, mi piacerebbe, come diceva Cesare Busetto, se anche secondo lei, se vince uno o l'altro, ci sono delle... cambierà qualcosa. Le spiego la mia opinione da, perdoni, vecchio leghista. Nel corso degli anni questo movimento non ha fatto belle figure, perché dopo un periodo in cui era subentrato Salvini, sono state commissariate tutte le sezioni comunali, le sezioni provinciali e quelle regionali. Cosa è successo? Nel corso degli anni, a causa di diatribe interne che c'erano, che continuavano sempre a manifestarsi ogni volta e sempre più pesanti, e adesso farò anche un passaggio su quello che è successo anche a Marcato, povero lui perché lo conosco una persona per bene, si è continuato a tenere commissariate queste persone facendo in maniera che subentrassero delle persone che non erano o iscritte all'ultimo momento o che non appartenevano alla parte vecchia della Lega Nord, mettendoli in qualità di commissari delle sezioni, ripeto, comunali, provinciali e regionali, di cui non si conosceva nemmeno, le chiedo scusa, la provenienza. Questo ha portato sì che alcuni ragazzi giovani, che adesso sembrano dei cavalli rampanti, non si sapesse nemmeno che se erano leghisti oppure no, perché non si sapeva nemmeno, ripeto, da dove provenissero, con una scarsa militanza, uno scarso iscrizione, e quelli vecchi che erano dentro, che avevano fondato la Liga, fondato la Lega, sono stati abbandonati a se stessi e hanno dovuto calare la testa di fronte a tanti giovani che certe volte nell'ambito delle assemblee, io stesse le ho viste, venivano invitati a stare zitti perché loro non sapevano cosa stava succedendo, per cui questa gente iscritta da 20 anni e purtroppo chinava la testa di fronte a questi sbarbati che avevano un anno di iscrizione. Questa cosa è andata avanti per anni e anni e anni, finalmente adesso dopo anni si sta dando una parvenza di regolarità a un qualcosa che ormai non esiste più, con gente che è andata via, con gente che si è dimessa, gente che è passata ad altri partiti. Sinceramente adesso che sia l'uno o che sia l'altro, uno va a rispecchiare la novità, diciamo che il salvinismo, che a me sicuramente non piace più di tanto, perché dopo quello che si è visto, cioè avere una persona che dovrebbe tutelare il nord, che mi parla solo e esclusivamente del ponte sullo stretto di Messina, secondo me stiamo andando via fuori di testa. Infatti il nord non è più stato tutelato, questo partito. Manzato, che fa parte, diciamo, del ramo vecchio della Liga, eccetera eccetera, potrebbe rispecchiare ancora quello che era il cuore veneto, che apparteneva ai veri leghisti della Liga, per cui diciamo siamo il territorio. Ecco, quello che volevo dire in ultima, piccolo breve passaggio, è che se dovesse esserci di nuovo questo andazzo per cui Zaia viene riproposto di nuovo, potrebbe essere l'unico momento in cui viene ricavalcato di nuovo la potenzialità della Lega, pur essendo divenuto del Veneto, e la possibilità che il Presidente venga, diciamo, rieletto di nuovo. Anche se mi dispiacerebbe che se un Presidente guida una regione per 20 anni non è più una scelta democratica, cioè comincia a diventare un po', ecco, sovrano. E giustamente il passaggio che è stato fatto
prima Brigo, che aveva perfettamente ragione. Nel momento esatto in cui una cosa non potesse essere più valida, non si potesse più fare questa cosa, attenzione, perché all'interno del Veneto tante cose sono state cambiate, così come si è visto a Vicenza, Padova, eccetera, eccetera. Lo dico logicamente conoscendo, ripeto, da 30 anni quel movimento, per cui si farebbe avanti sicuramente un candidato di Fratelli d'Italia con la percentuale che hanno adesso, che andrebbe a sconvolgere completamente quello che era la massa leghista all'interno del Veneto, e questo senza dubbio sarebbe una notizia di quelle bomba, ma logicamente una di quelle vere, perché qualcuno dovrà pur rendersi conto a un certo punto che nel Veneto la Lega è diminuita in una maniera esorbitante. Da una parte abbiamo avuto una Lega al 10%, da una parte abbiamo visto le liste Zaia al 25%. C'è qualcosa che sballa, qualcosa che non va, ragazzi. Quindi lei dice attenzione Lega, perché se Fratelli d'Italia cala l'asso, come diceva Brigo, che domani, no, come succede, è un segnale d'allarme. Come si dice di solito, vinca il migliore, però attenzione, perché certe novità e certi modernismi lombardi che stanno arrivando al Veneto nel corso di questi anni non hanno fatto bene, come al solito, ecco. Paolo Pizzolato cosa ne pensa? Economicamente c'è un'evoluzione in corso che lascia abbastanza perplessi. I dati oggi dei telegiornali nazionali sono che sono 30 milioni di italiani che stanno prenotando le vacanze nel periodo estivo. Lì poi le statistiche, chi va in montagna, chi va in spiaggia, eccetera, uno in più rispetto all'anno scorso. Allora, premesso che 30 milioni di italiani vuol dire che il 50% della popolazione va in ferie e l'altra 50% no, io che lavoro nell'ambito creditizio resto molto perplesso e vi dico subito perché. Guardate che i biglietti aerei sono aumentati fino al 40%, cioè l'italiano che era abituato, perdonate, ad andare alle Maldive, che spendeva 800 euro diciamo, di aeroplano, adesso spende 1300-1400. Non so quanta gente sia così ricca in Italia, visto che io vedo e faccio i conti in tasca alla gente all'interno della mia banca, tutta questa gente ricca che è disposta a sborsare di tutto e di più. Per cui secondo me avremo un fattore positivo che potrebbe essere che c'è un incremento di turismo a livello nazionale, perché la gente utilizza le nostre città e le nostre spiagge, le nostre montagne, perché va bene così, perché c'è un piccolo risparmio. Potrebbe anche essere che qualcuno infastidito di questa cosa inizi ad andare con piccoli voli, diciamo, nei paesi costieri più vicini, e dove vedo tantissima gente, sento tantissima gente che è attratta sicuramente da paesi che in questo momento possono iniziare anche a dettare un po' di legge. La Slovenia, la Croazia che è apprezzatissima, la Grecia che ha prezzi più che buoni, e soprattutto una scoperta nuova da parte degli italiani che adesso va molto per la maggiore, che è l'Albania. Per cui diciamo, da ricordare che questi paesi con le auto e con i traghetti sono comodamente raggiungibili e spendi circa metà. Io ho passato un po' di ferie all'interno diciamo, della Croazia poco tempo fa e trovi alloggi a 500 euro in meno rispetto all'Italia, per cui capisco che stare dentro il proprio paese, portare i propri produttori un qualcosa, i propri artigiani, tutto quanto, però nel momento esatto in cui non ho più soldi da spendere e risparmio 500 euro alla settimana in una casetta, un albergo, cose di questo genere, scelgo anch'io, in base alle finanze che ho, di poter fare in maniera di poter fare delle vacanze abbastanza decorose. Poi che ci sia Ryanair, che è una compagnia molto grossa per noi in Italia, che possa dire una parola cioè, è una cosa importantissima che una compagnia aerea si lamenti di quello che sta accadendo all'interno di questo paese, della regione di Venezia, per cui non è che via uno arriva subito l'altro, giustamente come è stato fatto notare. Bisogna far presente che nel corso degli anni potrebbero esserci talmente delle evoluzioni a livelli di costi che qualcun altro decide di abbandonare Venezia, decide di abbandonare altre nostre città, e lì economicamente parlando non so quanto bene siamo noi, perché siamo tutti lì che diciamo che siamo un paese che produce soldi dappertutto con il turismo, ma guardate che le cose stanno notevolmente cambiando, che la gente si sta dedicando a un turismo completamente diverso rispetto a quello che era prima, per cui che siano puri veri questi dati di questi 30 milioni, però sono anche un po' scettico nel credere che questi numeri dati dall'Istat o dati da enti nazionali siano esatti. Secondo me, con i debiti che vedo in banca, che la gente sta facendo piccolini, i 1300, i 1500 per andare in ferie, dubito che ci possa essere questa tipologia di intervento e questo 50% tutto bello lì sognante che decide di andare in ferie. Secondo me le cose sono nettamente peggiori rispetto a quelle che sono state descritte.